amici di Ferro Team, buonasera, siamo qui io e la nostra fantastica Beatrice, ormai buonasera, sempre presente nelle nostre serate, ormai siamo diventati un duo inseparabile, che tra l'altro stasera mi ha rubato le scarpe, no scherzo, le abbiamo prese uguali, quindi in realtà non è andata proprio così. è stata una scena molto divertente al negozio con mia mamma che mi guarda, ma quelle scarpe sono proprio belle, oh mio Dio, le scarpe della Giulia. E parlando appunto di questo piccolo spin-off di moda, vorremmo appunto introdurvi le uscite moda della serata di Miss Aurora. Godetevele! E allora, care donne e cari uomini, siamo pronti adesso per andare a parlare di moda? Occhi ben aperti, perché adesso arriva l'arte, la passione, la bravura, lo stile di Elena Violato. Elena Violato è una fashion designer, cresciuta in una famiglia creativa, amante dell'arte, da sempre vicina al mondo artistico. Da piccola seguiva la nonna, che lavorava come sarta per l'alta società di quel tempo, mentre il nonno la portava spesso nel suo negozio di tessuti, lussuoso al tempo, collocato nel centro storico a Padova. Tra ago, filo e tessuti era circondata da un mondo bellissimo di cui voleva assolutamente far parte fin da allora. Attraverso i suoi capi quello che vuole trasmettere è il concetto che ogni persona è unica grazie allo stile e al gusto dell'abbigliamento, ispirandosi ai vari aspetti della natura, all'arte e a tutto ciò che trasmette la bellezza. Stasera i capi che vedrete sono dedicati a suo fratello Giorgio. Sono capi particolari, unici, come le persone che li indossano, e citando Coco Chanel, la moda passa, ma lo stile resta. E allora facciamo un bel applauso alla moda e alle proposte di Elena Violato. belle da raccontare, messaggi importanti, emozioni, quindi c'è grande passione, poi qui un pezzo di storia. Quindi grazie davvero alla bravura, alla professionalità di Elena Violato.
Ed ora, da un artista a un'altra artista, questa volta stiamo parlando di accessori di gioielli meravigliosi, tra l'altro non l'ho detto all'inizio, ma i gioielli che io indosso sono proprio di Rialto e quindi questo è il momento proprio per conoscere l'intreccio di passione e tecnica che dalla scelta dei materiali alla composizione, dalla progettazione alla lavorazione artigianale crea proprio bellezza da indossare e da vivere. Sabina che è qui con noi, titolare appunto di Rialto ed esperta gemmologa, Rialto che si trova ad Asolo, ve lo ripeto, lo ricordiamo, lei è gemmologa, analista di laboratorio e docente da tantissimi anni. Da quanti anni? 10 anni è una buona cifra, 10 anni, caspita. E appunto dedica un'infinita e travolgente passione proprio alla sua attività, aiutando i suoi clienti a sentirsi a proprio agio, valorizzandosi. Sono proprio la sua sensibilità e professionalità a contraddistinguere gioielli armoniosi nella loro semplicità, anche veramente raffinati. La straordinaria sinergia tra idee e manifattura dà vita a prodotti di inestimabile bellezza. Noi ovviamente possiamo ammirare alcune delle realizzazioni questa sera, ma vi invito anche, oltre che ad andare a conoscere ad Asolo, questo meraviglioso posto che è bello anche da visitare perché è una bellissima location, località per passare una bella giornata e poi per andare a scoprire quelle che sono tutte le novità, e ovviamente le trovate sui social, quindi Rialto, Asolo, giusto? Oh! E allora siamo pronti quindi per vedere le proposte che questa sera Sabrina ci propone proprio con Rialto.
questi meravigliosi gioielli di Rialto. Avete visto quanti colori, quante pietre stupende, poi adesso arriva la primavera, quindi anche il momento migliore per sfoggiare questi accessori, questi gioielli che ci rendono ancora più belli, quindi complimenti ancora a Sabrina, alla sua grandissima arte e passione per i gioielli, e ovviamente andate a conoscere Rialto. Passiamo ad un'altra grande passione, questa volta passione borse, potremmo dire, da un accessorio all'altro. Borse che, care donne, sappiamo quanto ci piacciono le borse, dite la verità, piuttosto una scarpa in meno, una borsa in più, per quanto mi riguarda, poi magari non è proprio i gusti. Ma sicuramente Alien Venice, insomma, ha portato tutta quella che è la passione proprio per l'accessorio, soprattutto per le borse. La creazione dei loro prodotti nasce proprio dalla passione per la diversità e autenticità di un oggetto che appunto sono le borse. L'elemento creativo nasce per la praticità della borsa e il bisogno anche quotidiano che ha una donna moderna. Di conseguenza nasce l'idea di una borsa reversibile, quindi non 2 in una ma ben 3 in una, per fare quindi 3 cambi di look in una sola giornata. Voi uscite in un modo, continuate in un altro e la sera un altro ancora, con una borsa sola. Nasce così la prima borsa Agatha 3 Luxury Bags in One, e appunto ho voluto dare la propria identità che deriva dalle gondole veneziane, quindi portiamo anche insomma in giro una delle eccellenze che abbiamo a livello mondiale, trascinata ovviamente da questo amore per Venezia. E ho voluto identificare questo prodotto con qualcosa di unico e incorporarlo proprio in queste creazioni. Così nasce questo brand, Alien Venice. La parte anteriore del prodotto ci sono le gondole veneziane, che vedrete ovviamente tra pochissimo, borse fatte in pelle, interamente fatta a mano dagli artigiani veneziani, e anche qui io direi di fare un grande applauso perché non se ne trovano più. Quindi made in Italy, made in Venice potremmo dire. L'obiettivo del marketing è creare un prodotto pratico da portare in multiple occasioni per rendere le giornate più pratiche, quindi alle donne contemporanee. Questo valore spinge proprio a fare il meglio per quanto riguarda la ricerca dei materiali utilizzati e la cura anche nella realizzazione del prodotto. La realtà di questi prodotti è basata su una manifattura 100% made in Italy. Dove li possiamo trovare? Beh, ovviamente a Venezia, in Calle della Malvasia 5483, oppure, che magari è un po' più pratico per tutti, poi lì trovate tutte le indicazioni, sito internet www.alien.fashion, Instagram e Facebook Alien Venice. E allora siamo pronti per avviare le proposte di queste meravigliose borse di Alien Venice.
belle queste borse di Eden Benis! Perché troverete lei ad accogliervi, lei che crede fortemente nella passione e soprattutto nella manifattura italiana, made in Italy, made in Veneto, e quella che è la meravigliosa Venezia, che grazie alle tue borse, queste borse, possiamo far girare in giro per il mondo, perché non abbiamo confini quando si parla di qualità, di professionalità. Quindi grazie mille, grazie davvero Eden Benis. Ed ora torniamo a parlare di abbigliamento. Non so voi, ma in questo periodo sarà che sta arrivando la primavera, c'ho proprio voglia di farmi il guardaroba, lo dico ogni anno, quindi vi lascio immaginare tutti i miei guardaroba, cari cara Franceschina, perché adesso ci sono le nuove proposte di Francesca Simoni Abbigliamento. Da Francesca troverete solo abbigliamento donna, quindi cari maschietti, prossimo anno perché non possiamo inserire anche i maschietti, Francesca? Solo donne? Ma no, ma perché? E allora, però gli uomini possono venire a regalare qualcosa per le loro donne, un bel regalo. Sarete accolti ovviamente da Francesca, sono da personale qualificato. Dove la trovate Francesca? È in giro, quindi prendete nota perché la trovate il martedì a Lido di Venezia, il mercoledì a Mestre, il giovedì a Chioggia, il sabato a Marghera, la domenica a Camisano Vicentino, quindi domani sei a Camisano. Ma questa sera ce l'abbiamo qua, a Golo, e allora, dato che siamo anche tutti seduti, ce la mostriamo insieme, questa sfilata di Francesca Simoni Abbigliamento.
e ovunque, quindi insomma la trovate sicuramente, oppure potete anche consultare la pagina Facebook, lei risponde immediatamente. Quindi grazie a Francesca Simone Abbigliamento. È il momento anche in cui ci si avvicina un po' al periodo dei matrimoni, perché ci si sposa ancora, sapete? Ci si sposa ancora. Per Giusy, ovviamente, per tutti coloro ovviamente che amano le spose, che amano creare degli abiti meravigliosi come l'atelier di Giusy. Questo è un abito meraviglioso, un abito da sera, un abito per delle cerimonie importanti, però qui parliamo veramente di non solo un atelier ma un laboratorio sartoriale per clienti non convenzionali che sono alla ricerca di un capo unico, modellato e cucito secondo il loro stile, perché si parte proprio dalla persona, rispettando le forme fisiche e caratteriali per offrire ovviamente la giusta linea e dettagli perfetti per ogni sposa, valorizzandola nella sua autenticità. Atelier Giusy è stato il primo atelier del Veneto 100% sartoriale a progettare e realizzare abiti autentici su misura per ogni sposa. Grazie a questo metodo sposa autentica, basato sul dialogo e l'ascolto della cliente, messo a punto in anni di attività e incontri con centinaia di spose, riescono a personalizzare fino in fondo ogni più piccolo dettaglio il vostro abito. Questo significa avere la certezza di un abito unico, fatto a mano su misura, con cura e attenzione, che valorizza e rappresenta al 100%. Atelier Giusy! Facciamo un applauso alle proposte più meravigliosi dell'atelier Giusy che troverete a Rovigo, completamente personalizzabile, ovviamente sul vostro carattere, sulla
più belli della vita di una donna. Quindi grazie ancora a Giusy che è lì, che sta parlando con Manola, complimenti! Allora, siamo quasi giunti al momento delle premiazioni. Io ho già tra le mani il foglio con le 6 miss che questa sera andranno a casa con una bella... Bene, amici di Faro Team, questa sfilata si è conclusa. Bea ha trovato il suo abito da sposa, io ho trovato l'abito da damigella, abbiamo fatto piangere i portafogli anche oggi perché questo va detto come sempre. Sì, ma non è possibile che ad ogni tappa il mio portafoglio mi guarda e mi dice no, ti prego. Non me lo fare anche oggi. Però va detto che abbiamo visto veramente delle chicche per la stagione che arriverà, quindi la stagione estiva, e soprattutto la primaverile, ma c'era anche già qualcosina di estivo di molto interessante, questo va assolutamente detto. Infatti io non vedo l'ora la prossima tappa, quando ci saranno veramente i capi estivi, anche perché sai com'è? Bisogna assolutamente rifornirsi di capi estivi perché ormai l'inverno è finito. Sì, ormai quindi queste giacche ci stanno abbandonando, anche i vestitini così un po' più pesantini. Bene, che dire, noi vi ringraziamo per aver visto anche questa parte della serata di Miss Aurora e ci vediamo alla prossima. Ciao!